Benvenuti al ristorante Il Genovino, io sono Carmen Cassano, insieme a mio marito Moreno Babini conduciamo questo locale da quasi 10 anni, è un locale in stile Liberty e la cucina prevalentemente di stagione, quindi con ingredienti a seconda della stagione, e ora vi presentiamo un piatto di Genova gourmet, canestrelli con salsa al moscato. Salve a tutti, sono Daniele Gambaro, chef del Genovino, e vi vado a presentare gli ingredienti per il piatto che abbiamo scelto. Per i canestrelli usiamo farina, zucchero, uova e burro. Per la salsina al moscato usiamo zucchero, uova e moscato DOC Golfo del Tiguglio. Adesso ci spostiamo in cucina e andiamo a vedere come si preparano. Intanto prendiamo la farina e creiamo una specie di fontana. Mettiamo le uova, poi prendiamo zucchero e burro e li impastiamo fino a rendere il burro come una pomata e possiamo unirla alla farina, mischiando bene tutto e tentando di sbriciolare bene il burro con la farina, per poi andare a compattare cercando di lavorarlo il meno possibile. A questo punto abbiamo il nostro impasto pronto, sarebbe meglio farlo riposare almeno un'ora o due in frigorifero e si stende prima un po' con le mani e poi col mattarello. Dobbiamo ottenere un'altezza più o meno di 1 centimetro. Un po' di farina per non far attaccare. A questo punto possiamo stamparli con il nostro stampino e naturalmente diamo la caratteristica forma. Adesso li inforniamo per 20 minuti a 180 gradi. E nel frattempo andiamo a preparare la nostra salsa. Mettiamo i rossi d'uovo in una pentolina, ci mettiamo lo zucchero e una volta ben montati possiamo unire il nostro moscato. Poco per volta. Al primo bollo la salsa è pronta e appena saranno cotti i canestrelli vedrete il risultato. Il piatto è pronto e vi ricordo gli ingredienti. Per i canestrelli 600 g di farina, 400 g di burro, 300 g di zucchero, 2 rossi d'uovo e 2 uova intere e poi zucchero a velo per finire. Per la crema moscato, mezzo litro di moscato DOC Golfo del Tiguglio, 100 g di zucchero e 4 rossi d'uovo. Salve a tutti, sono Moreno, mi occupo della gestione della sala e dei vini. Oggi questa preparazione fatta con i nostri canestrelli, con questa bellissima crema al moscato, chiama sicuramente cosa? Un bel moscato del Golfo del Tiguglio, del Genovesato, in abbinamento a questa croccantezza del canestrello. A tutti dico buon appetito con Genova Gourmet, la vera Genova nel piatto. I canestrelli sono un fine pasto peculiare della cucina genovese e ligure. Sono un po' un'eccezione perché sono molto carichi di burro e il burro in genere è un elemento grasso piuttosto raro nella cucina genovese, dove non c'era alle sue spalle allevamenti bovini e quindi non una grande produzione di latte e di burro automaticamente. In questa ricetta vengono accompagnati da una crema e però questa non è una innovazione, perché spesso durante appunto le feste o le ricorrenze o i pranzi di un qualche peso ai canestrelli si aggiungeva la crema. Una bella carica nutritiva, ma una volta tanto anche la gola ha la sua parte e quindi è anche giusto mangiarli in questa dimensione. Ricordiamo che canestrello vuol dire piccolo canestro, piccolo cesto, contenitore di cose, riguarda la foggia che sembra il bordo di un cesto.